alzarci in piedi in questo momento. Possiamo salutare il fratello che è vicino a noi. Saluta il fratello, almeno il fratello che è vicino a noi. So che questo è un momento che noi a volte ci siamo un po' di vergogna di fare, ma almeno il fratello che è vicino a te, dagli un abbraccio, riscalda questo ambiente adesso con gli abbracci. Amen. Alleluia. Celebriamo il nome del Signore questa sera. Alleluia. Un giorno il figlio dell'uomo ritornerà con molto potere e gloria, lui regnerà. Ma quanto al giorno e l'ora? Ma quanto al giorno e l'ora, chi la saprà? Negli angeli, nel figlio, soltanto il Padre. Allora vendate, pregate, presto sentiremo il grido con lo sposo sopra i monti, presto sentiremo. Andiamo al suo incontro, andiamo al suo incontro. Quando mezzanotte sarà, è necessario avere la fiamma accesa. Il figlio dell'uomo verrà e chissà se troverà fede in terra, fede. Un giorno il figlio dell'uomo ritornerà con molto potere e gloria, lui regnerà. Ma quanto al giorno e l'ora? Ma quanto al giorno e l'ora, chi la saprà? Negli angeli, nel figlio, soltanto il Padre. Allora vendate, pregate, presto sentiremo il grido con lo sposo sopra i monti, presto sentiremo il grido. Andiamo al suo incontro, andiamo al suo incontro. Quando mezzanotte sarà, è necessario avere la fiamma accesa. Il figlio dell'uomo verrà e chissà se troverà fede in terra, che la fiamma non si... Profetizziamo insieme. Che la fiamma non si spenga, che la fiamma non si spenga, che la fiamma non si spenga. E l'olio non finirà, 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 e l'olio non finirà. Quando mezzanotte sarà, è necessario avere la fiamma accesa. Il figlio dell'uomo verrà e chissà se tornerà fede in terra. Diciamo insieme che la fiamma non si spenga. Di nuovo. Che la fiamma non era sulla tua vita. Che la fiamma più alto. Che la fiamma non si spenga. E l'olio non finirà, e l'olio non finirà, e l'olio non finirà, e l'olio non finirà.
il tuo nome, Gesù. Noi celebriamo il tuo nome, Gesù. Applauda ancora più forte, Gesù. Alleluia. Alza la tua voce in questo momento. Preghiamo al Signore. Padre, nel nome di Gesù. Padre, nel nome di Gesù, Signore. Che il Signore possa trovare in noi fede, che il Signore possa trovare in noi l'olio, che la nostra fiamma non si spenga, Gesù. Che il Signore possa trovare in questa chiesa oggi, guardare, cercare e trovare tante lampade accese, Gesù. Che il nostro olio non sia svanito, Signore, che il nostro olio non abbia finito, Gesù, ma che il Signore possa guardare in noi e trovare una fiamma accesa, una fiamma che non si spegne, un olio, una bottiglia piena di olio, Gesù. Signore, io prego per questo culto, io prego per questo momento di adorarti, io prego, Signore, perché la tua benedizione coinvolga ogni persona, che la tua presenza, Signore, sia sentita in questo luogo. Padre, nel nome di Gesù, benedici ogni persona che è arrivata fin qua, Signore, togli ogni pensiero negativo, ogni pensiero che distrae dalla tua presenza, ogni pensiero che allontana dalla tua presenza, Gesù. Che il tuo Spirito Santo possa regnare sovrano in questo luogo, Gesù. Che la tua meravigliosa presenza, che la tua dolce presenza possa regnare in questo luogo, Gesù. Apri i nostri cuori, Gesù. Meraviglioso.
hai dominio di ogni cosa, risolverà, portando la sua ricompensa e libererà. Lui è sovrano, in potenza e libererà, hai dominio di ogni cosa, risolverà, portando la sua ricompensa. È Cristo, per Cristo che sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore, dei miei giorni. È Cristo, per Cristo che sto spendendo la perdendo. Signore, Signore dei miei giorni, sto preparando un cammino, raddrizzando le mie vie, sempre di più, di meno che importa che lo cresca, in Lui il mio piacere sta, non sono degno di slacciare, di calzare i suoi, in Lui la mia vita sta, io cammino con la certezza, mi ritornerai. È Cristo, per Cristo che sto spendendo la mia vita, perdendo tutto
grande eterno Adonai è qui. Lui vuole guarire le ferite. Lui vuole guarire le ferite tra le famiglie. Questo momento per arrendersi na tua presença de Dio. Tu puoi chiudere i tuoi occhi. Tu puoi chiudere i tuoi occhi. Guardi solo la presenza di Dio che è in questo luogo. Dichiari: Signore, io mi arrendo. Io voglio conoscerti, Gesù. Se tu sei qui, io voglio conoscerti, Gesù. Io mi arrendo alla tua volontà, alla tua presenza.
Filippesi 3, versetto 7. Ma ciò che per me era un guadagno, io l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo Gesù, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Noi vogliamo conoscere Cristo, noi vogliamo essere una chiesa che conosce Cristo, che si arrende a Lui, che si arrende a Lui in ogni cosa, che compie la sua volontà. Tutto questo al fine di conoscere Gesù Cristo, la sua potenza, la sua resurrezione. Voglio conoscerti, io mi arrendo, io mi arrendo. Voglio conoscerti, voglio conoscerti, io mi arrendo. Dichiara questo. Dichiara questo a Gesù, non dichiararlo a me, non dichiararlo al gruppo di lode, non dichiararlo alla persona vicino a te. Dichiara questo a Lui. È Lui che vuoi conoscere, è Lui che noi dobbiamo conoscere. È davanti a Lui, è davanti al suo signorio che noi dobbiamo arrenderci. È davanti a Lui. Dichiaralo a Lui con la tua migliore adorazione. Dichiaralo a Lui con la tua fede più grande che oggi puoi consegnargli questa sera. Amen. Ci arrendiamo a Io mi arrendo a te, Gesù. Io mi arrendo a te. Io mi arrendo a te. Io considero ogni parte di me, tutto ciò di cui mi potrei vantare, ogni mia conoscenza, ogni mio intelletto, ogni mia forza, come tanta spazzatura davanti a te, davanti alla tua conoscenza, davanti alla tua potenza, davanti alla tua grazia. Io mi arrendo a te, io mi arrendo a te. Io mi arrendo a te. Signore Gesù, che questa sera, in questo luogo, tu possa trovare un popolo disposto ad arrendersi completamente a te, disposto a consegnare ogni parte di sé a te, alla tua causa, al tuo regno. Che tu possa trovare una chiesa di figli che desiderano conoscere chi veramente tu sei. Non siamo qui per ciò che tu hai fatto per noi, non siamo qui per il miracolo quotidiano che tu ci dai quando ci permetti di alzarci dal nostro letto. Non siamo qui per le benedizioni che tu versi sulle nostre case,
Non siamo qui per quel giorno sulla croce, siamo qui per chi tu sei per noi. Tu sei il nostro Dio, tu sei il nostro Padre, tu sei il nostro Salvatore. Che tu possa trovare una chiesa che ti adori per chi tu sei e non solo per ciò che tu fai. Una chiesa che si arrenda davanti a te, una chiesa che brami, che desideri conoscerti giorno dopo giorno per avvicinarsi sempre di più a te, per prendere parte con te nella tua morte e quel giorno vivere la risurrezione che tu ci hai promesso. Qui c'è la tua chiesa, Dio. Guarda verso di noi questa sera e benedici le nostre vite nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Facciamo un grande applauso al nostro Signore. Lo Spirito di Dio è presente qua in mezzo a noi questa sera. Ci ha dato questa gioia di poter averlo qua, di poter godere della sua presenza, e possiamo veramente rallegrarci perché oggi Dio, Gesù e il suo Spirito sono qua presenti in mezzo a noi, e se Lui è presente noi non potremo uscire da questo luogo delusi questa sera. Questo è quello che la parola ci promette e noi siamo sicuri di questo. Non saremo delusi da quello che Dio ha fatto e ancora avrà da fare questa sera. Amen. Amen. Dobbiamo andare avanti però con il nostro adorarti di questa sera. Posso chiedere di accendere le luci, però vi chiedo per piacere di stare in piedi ancora un pochettino, va bene? Dopo vi lascerò sedervi. Perché oggi, di nuovo, direte voi, ma ebbene sì, è una gioia che sia di nuovo. Vogliamo presentare un altro piccolo nato da poco alla Chiesa e al nostro Signore. E voglio invitare qua Rodrigo, che è già qua, Luana e Matteo con i suoi fratellini. Amen. Vi ho chiesto di stare in piedi perché adesso presenteremo Matteo alla Chiesa e al Signore, e poi insieme, come uni in Cristo, come Chiesa, pregheremo per lui e per tutta la sua famiglia per benedire la loro vita. Voglio leggere alcuni versetti. L'ho già detto, è da 3 settimane che facciamo presentazioni di bambini. Chissà che non ne faremo anche un'altra la settimana prossima. E come sapete noi non siamo soliti battezzare i bambini appena nati, ma quello che la parola di Dio ci chiede di fare era uno dei comandamenti dell'Antico Testamento. Lo troviamo in Levitico 12 e vediamo questo avvenire nella vita di Gesù, che i bambini fossero presentati al Tempio per essere presentati davanti a Dio. E oggi noi vogliamo continuare questa tradizione, continuare questo comandamento presentando il piccolo Matteo. Voglio leggere con voi alcuni versetti dal libro del Deuteronomio, capitolo 6, dal versetto 6 in avanti. C'è scritto così, e questi versetti non sono tanto per Matteo, quanto piuttosto sono per voi come genitori, ma anche per i fratellini.
Questi comandamenti che oggi ti do ti saranno nel cuore e tu li inculcherai ai tuoi figli. Gliene parlerai quando te ne sarai seduto in casa tua, o gliene parlerai quando andrai in viaggio, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai sulla mano come un segno, te li metterai sulla fronte, in mezzo agli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa, sulla porta della tua casa e sulla porta della tua città. Questi versetti, sebbene siano versetti dell'Antico Testamento, hanno dei valori simbolici che devono vivere fino ad oggi nella creazione dei nostri figli. E qua vediamo in un modo profetico come questi comandamenti, come questi insegnamenti devono essere portati da noi, da voi come genitori e da voi come fratelli per la crescita di Matteo. Qua la parola ci chiede di portare la legge del Signore sulle nostre mani, perché le nostre mani rappresentano le nostre azioni, ciò che noi facciamo, la nostra testimonianza, il nostro esempio. E tutto ciò che farete sarà una testimonianza per Matteo. Ogni vostra azione, ogni vostro movimento sarà un esempio per lui, per condurlo sulla via del Signore. Poi ci dice di segnare questi comandamenti sulla nostra fronte, affinché siano nella nostra mente, perché ogni nostro pensiero allo stesso modo condizionerà la vita di vostro figlio. E poi ci chiede di scriverlo sulla porta della nostra casa, perché all'interno delle nostre case si viva sempre la presenza di Cristo, questa presenza di cui abbiamo appena cantato, questa presenza che io so vive nella vostra casa, ma che giorno dopo giorno dovrete insegnarla anche a Matteo. Oggi noi benediciamo la vita di Matteo presentandolo davanti a Dio, presentandolo davanti alla Chiesa, ma sappiamo che il compito affinché lui non solo venga presentato, ma possa camminare alla sua presenza, spetta a voi. Che Dio quindi possa anche benedire e ungere le vostre vite come genitori e la vita di voi come fratellini, per insegnare e guidare vostro fratello ogni giorno della vostra vita. Amen. Voglio chiamare il pastore Daniel, nonno di Matteo, affinché possa fare questa preghiera, ma che tutta la Chiesa possa in questo momento stendere le proprie mani verso Matteo, verso questa famiglia, affinché la nostra benedizione possa scendere su di loro. Grazie Pastore Enrico per l'opportunità, ricca, bella opportunità, ok? Deus bendiga a tutti. Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por toda esta vida, por todas as coisas que já ouvimos, coisas boas, coisas maravilhosas. E neste momento, Senhor, viemos aqui a este altar apresentar Mateus a Ti, porque queremos para ele o melhor desta vida, o melhor desta terra, o melhor desta comunhão, o melhor de tudo que ele puder alcançar, que o Senhor possa lhe dar, e que ele possa buscar também o Senhor e conceder a tudo que o Senhor quer dele, porque nós, Senhor, te agradecemos, porque nós que somos adultos, precisamos e necessitamos para crescer momentos, motivos, precisamos de coisas para crescermos. Mas o Mateus, na sua idade, ele precisa da vida, e a vida com abundância, e que os seus dias sejam marcados, que os seus dias sejam presenteados pela vida, que não lhe falte a vida, que não lhe falte o ar para respirar, que não lhe falte a certeza de que ele vai atingir o máximo que o Senhor tem para ele, e que os seus pais lhe darão o melhor, muitas das vezes tirarão de si para
dar a Ele. Muitas das vezes olharão para eles com a necessidade de tudo, sem poder dar tudo, mas pelo menos o máximo. Obrigado, Senhor, pela vida do Mateus. Saúde para esta família e paz. Faça do Mateus um grande homem para Ti, e que aquilo que o Senhor tenha para a vida dele não seja economizado, nem um minuto sequer, mas que ele tenha tudo, e que a sua vontade na sua vida seja tudo. Obrigado, Senhor, te agradeço, agora e sempre, no nome de Jesus, amém. Andréia. Dizem que é bonito que nem eu vou. Amém. Consegniamo anche a voi questo certificato. Amen. Facciamo un altro applauso al nostro Signore Gesù per quello che sta facendo, ma soprattutto per quello che ancora ha da fare, per quello che ha preparato davanti alla vita di questo bambino. Amen. Potete sedervi? Bramavate questo momento di sedervi, ma non preoccupatevi, presto vi farò rialzare. Vogliamo dare qualche avviso per queste prossime settimane, quindi molta attenzione. Allora, il primo avviso no, Diego, togli questa musichina per piacere, perché ci addormentiamo già agli avvisi. No. Primo avviso, in casa! In casa questa settimana, mercoledì, non perdete il nostro appuntamento con gli in casa. Manca qualche in casa qua. Alex, manca qualche in casa, per piacere. Cambia il banner degli in casa. I nostri incontri settimanali, no? Bisettimanali, o bisettimanali si dice? Grazie mille. Ogni 2 settimane i nostri piccoli gruppi, le nostre cellule, i nostri in casa, incontri in casa della nostra chiesa. Tu che ancora non partecipi a questo momento, è un momento meraviglioso, è un momento molto importante per la vita di noi cristiani, per crescere, edificarci gli uni gli altri, per veramente vivere l'essere chiesa. Quindi memorizza non soltanto i bellissimi nomi dei nostri in casa, ma soprattutto i luoghi e i nomi dei leader, affinché tu possa trovarli alla fine del culto, metterti in contatto con loro e già questo mercoledì partecipare ad un in casa. Prossimo avviso. Rifugio, be brave! Bene, tutte le nostre donne sono già in ansia per questi 3 giorni di rifugio. Se ancora non ti sei iscritta, puoi iscriverti? Parla con la Vanessa ti dirà se ti puoi iscrivere. La Vanessa è là, vicino alla porta. Se vuoi iscriverti, sono 3 giorni solo per donne, in montagna, di veramente immersione, di veramente comunione, e sono 3 giorni da cui sono sicuro tornerete rinnovate, trasformate, con qualcosa di nuovo da portare nelle vostre case, a tutta la Chiesa e nel regno di Dio. Quindi se non ti sei già iscritta, parla con la Vanessa, che così riuscirai ad iscriverti. Inizia però molto presto, giovedì. Prossimo avviso. Live the presence. Il 31 ottobre, questa è una serata dedicata a giovani e adolescenti, sarà una veglia qua in chiesa, una serata qua in chiesa,
Il 31 ottobre a partire dalle 8 saremo qua, non so fino a che ora saremo qua, ma dove sono i giovani e gli adolescenti? Fate così con le vostre mani. Puoi tirare sulla mano Soterio, va bene così, va bene così. Anche Santiago può tirare sulla mano, vai senza paura. No, la Rosi no, Va bene, anche la Rosi può tirare sulla mano. Giovani, adolescenti, non mancate tra 2 venerdì, il 31 ottobre, qua in chiesa per questa serata. Prossimo avviso, beer running. Siete pronti a correre? Il nostro ministero di missioni è pronto per far partire questa iniziativa missionaria. Andremo alla maratona qua a Verona il 16 novembre, andremo però con un proposito missionario, anche se a vedere i tempi di corsa di qualcuno di noi, qualcuno non andrà soltanto con il proposito missionario, ma vorrà veramente vincere qualcosa, perché abbiamo dei grandi corridori qua in chiesa. Oggi Paolo è il nostro capo corridore, ma non c'è solo lui, ci sono Oseas, ho saputo che è un grande corridore, c'è Guglielmo, tutti quanti molto molto bravi. Oggi Paolo ha fatto una corsa di quanti chilometri? 32 chilometri. Ha mandato la foto dopo la corsa. Secondo me la foto è stata fatta prima, perché è impossibile. Era così come lo vedete adesso, capello perfetto, senza sudore. Com'è possibile che così? Cioè io faccio 2 chilometri, arrivo a casa che sto gattonando, lui dopo 30 chilometri, vabbè. Comunque il 16 novembre, se vuoi iscriverti, parla con la nostra missionaria Sandra qua davanti, così parteciperai anche tu insieme a noi a questo progetto missionario. Amen. Sono finiti gli avvisi. Ho un altro avviso molto veloce per tutti i giovani e adolescenti maschi. Giovani e adolescenti maschi, prestatemi orecchio. Dopo il nostro adorarti vi chiedo per piacere di andare un attimino in saletta pastorale, che parliamo 2 minuti con voi, ok? Tutti giovani, adolescenti, ma solo i maschi. Amen? Giovani, adolescenti, maschi, amen? Grande, bravo John. Ok, basta, penso che abbiamo finito con gli avvisi, quindi vi chiedo di alzarvi in piedi, dai, per l'ultima volta, dopo vi lascio seduti un altro bel po', ma in questo momento vogliamo fare una preghiera per le decime, per le offerte, quindi ci alziamo in piedi per fare questa preghiera. Dopo, se vuoi rimanere in piedi per portare la tua decima e la tua offerta, sei benvenuto a farlo. Se invece vorrai sederti, non c'è nessun problema. Come sempre ci sarà la nostra tesoriera là dietro che ti può aiutare con il POS, se vuoi fare la tua offerta, con la carta, in questo modo qua. Ripeto spesso, ma lo dico di nuovo, non è per chiedere più soldi, no? Quando uno dice perché l'offerta con la carta, perché vuoi che diamo di più. Non c'è bisogno di dare di più, ma semplicemente tante volte non giriamo con le monete, con le banconote, giriamo col telefono, che è più facile pagare con questo oggi, no? E quindi c'è questa possibilità, tu che in questi primi minuti del culto hai avuto in cuore di portare la tua offerta, di darla in questo modo. Ci saranno anche là dietro le buste di missioni per i nostri progetti missionari, quindi sentiti libero di portare questa tua forma di adorazione come meglio desideri. Ma preghiamo insieme, preghiamo per queste nostre offerte, preghiamo per queste nostre decime, per le primizie, per quello che Dio ha messo nel nostro cuore questa sera di portare alla sua casa. E la nostra preghiera facciamo che sia che veramente queste offerte possano far fruttificare il regno di Dio. Noi sappiamo che abbiamo questo tempio, no? questo locale da mantenere, c'è affitto da pagare, bollette, ci sono tante cose, la tassa dei rifiuti abbiamo da pagare, no? Tante cose, ma non è soltanto quello che abbiamo da pagare, abbiamo tante cose da dover migliorare. Stiamo facendo tanti progetti oggi con Raissa, la nostra leader dei B-Kids, che vorrebbe fare cose grandiose di là. Tutto ciò che vogliamo fare richiede un finanziamento. Allora preghiamo veramente che tutto ciò che noi portiamo oggi possa essere usato al meglio per l'opera di Dio e che di riflesso queste offerte possano benedire anche le nostre vite e quelle delle nostre famiglie. Amen. Signore Gesù, in questo momento preghiamo per le nostre decime, per le nostre offerte, preghiamo per quello che Tu hai già messo nel nostro cuore di portare questa sera.
E quello che ti chiediamo, Signore, è che tu possa riconoscere in queste offerte una vera adorazione verso di te, perché le porteremo con gioia, con amore per te e per la tua opera. Che allora queste offerte possano essere usate al meglio per la tua Chiesa, possano essere usate al meglio per il tuo regno, che all'interno di questo luogo famiglie possano ancora essere riscattate e possano trovare riparo, rifugio, ristoro e rinnovo. Che i nostri bambini possano godere sempre di più di un ambiente adatto a loro, che noi possiamo godere di un ambiente sempre migliore in cui adorare te. Nel nome di Gesù, Signore, che quindi di riflesso queste nostre offerte possano essere fonte di benedizione per le nostre case, per quello che tu hai ancora da fare in questo luogo. Per questo ti preghiamo, nel nome di Gesù. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo per tutto quello che ci hai fatto vivere fino a questo momento, ma adesso, Dio, la nostra preghiera è che tu possa toccare i nostri cuori attraverso la tua parola. Per questo ti chiedo, Signore, benedici questa Chiesa, benedici i tuoi figli, parla con noi e che la tua volontà possa essere fatta in noi e a partire da oggi attraverso di noi. Per questo ti prego nel nome di Gesù. Amen. Amen. Genesi, capitolo 15. Leggerò il versetto 1, poi il versetto 5 per aprire questa parola di oggi.
Potete cercarlo sulle Bibbie finché bevo. Amen. Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà grandissima. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Fino a qua. Ho voluto cominciare questa parola con questo testo perché queste stelle di cui ci parla, questa visione, no? Che Abramo ha avuto di Dio, queste stelle, ovvero la sua discendenza, siamo noi. Noi siamo la discendenza di Abramo. Noi siamo il popolo che è stato generato a partire da quella promessa che Dio fece ad Abramo. E la parola di oggi, come potete vedere, si intitola Sei parte di una storia. E in questi passi, in questa visione di questa discendenza, di queste stelle, ha inizio questa storia. Ma inizialmente, pensate, questa parola aveva un altro titolo, che era sei parte di una storia? No, dopo ho tolto il punto interrogativo, perché volevo che fosse più profetico. No, sei parte di una storia. Ma inizialmente il titolo era sei parte di una storia. E io vorrei che tu chiedessi alla persona vicino a te: sei parte di una storia? O meglio, sei parte di questa storia? Ti senti parte di questa storia oppure no? La Bibbia ci dice in Romani al capitolo 4 che Abramo ha lasciato, questo stesso Abramo di cui abbiamo letto in quel versetto, ha lasciato delle orme di fede che noi dobbiamo seguire. E una di queste orme di fede che Abramo ha lasciato, è chiaro, Abramo ha vissuto cose inimmaginabili nella sua vita, cose grandiose veramente, tant'è che lui è chiamato il padre della fede. Ma una delle cose più grandi che noi dovremo seguire come discendenza di Abramo, se vogliamo seguire le sue orme, sta nel fatto di come Abramo è stato al centro, ha vissuto il centro della volontà di Dio. E questo fino dall'inizio della sua storia. Se vi ricordate, all'inizio della storia di Abramo, Dio chiama Abramo. Abramo non credeva in Dio. Abramo abitava in Mesopotamia. Sappiamo che suo papà adorava altri dei, idoli. Abramo non credeva in Dio, non sapeva chi era Dio, non aveva quella conoscenza di Dio di cui noi abbiamo cantato prima. E Dio chiama Abramo. E che cosa gli dice? Abramo, esci dal tuo paese, esci dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre e vai verso il paese che io ti mostrerò. E Abramo che cosa decise di fare? Decise di vivere la volontà di Dio. Abramo uscì dalla sua casa e andò verso la terra di Canaan. Se noi vediamo ogni personaggio biblico, ogni grande personaggio della Bibbia, dell'Antico, del Nuovo Testamento, hanno tutti una cosa in comune: hanno deciso di fare la volontà di Dio, hanno deciso di fare parte di questa storia, hanno deciso di essere al centro, di vivere il centro della volontà di Dio. C'è un episodio bellissimo, no? Di Giosuè, quando Giosuè, dopo che ha conquistato la terra promessa, raduna tutto il suo popolo, il popolo di Israele. Lui era il capo del popolo di Israele e gli dice: adesso voi avete visto quello che Dio ha fatto per noi, avete visto come ci ha liberato dall'Egitto, avete visto come ci ha condotto nella terra promessa, come ci ha fatto conquistare le grandi città fortificate che c'erano qua, abbiamo conquistato tutto grazie a Dio. Adesso che avete visto questo, decidete voi cosa volete fare.
Tornare ad adorare gli dei che adoravano i vostri padri in Egitto? Oppure volete adorare soltanto Dio? E Giosuè dice: fate quello che volete, ma quanto a me e alla mia famiglia, noi serviremo al Signore. Questa frase, che è una frase molto conosciuta, si può riassumere in questo: io e la mia famiglia vogliamo fare parte di questa storia. Io e la mia famiglia vogliamo essere al centro della volontà di Dio. E così molti altri grandi uomini di Dio, Davide, i profeti, la storia di Giona, no? La storia di Giona è un esempio molto chiaro di una persona che inizialmente non voleva fare la volontà di Dio. Vi ricordate la storia di Giona? Dio chiama Giona, questo profeta, per andare a evangelizzare, convertire una città che era tutta di peccatori, la città di Ninive, capitale della Siria. E Giona si rifiuta inizialmente di andare a predicare a questa città. A Giona i niniviti non piacevano, gli stavano proprio qua, non gli piacevano gli assiri. Voleva che una pioggia di fuoco cadesse su quella città e li uccidesse tutti. Ma Dio chiama lui per andare a evangelizzare questa città e lui inizialmente si rifiuta. Poi sappiamo tutti com'è la storia, no? Dio fa inghiottire Giona da un grande pesce e dopo 3 giorni all'interno di questo pesce Giona clama al Signore. E si può riassumere così quello che ha detto: Dio, io voglio tornare al centro della tua volontà, io voglio fare parte di questa storia. Nel Nuovo Testamento noi abbiamo tanti altri esempi. L'esempio più grande però sicuramente è quello di Gesù. Gesù, quel giorno, è un episodio che ripeto spesso, ma quel giorno, finché stava facendo una delle sue ultime preghiere, stava vivendo un momento di angoscia così grande perché sapeva che doveva salire sulla croce. La Bibbia ci dice nel Vangelo di Luca che ha cominciato a sudare sangue, tanto era l'angoscia che Gesù stava vivendo. E in quella preghiera Gesù disse: Dio, se è possibile che sia fatta la mia volontà, ma fai quello che devi. Io voglio fare parte di questa storia. Che se è possibile, non vorrei, ma che sia fatta la tua e non la mia volontà. Voglio essere al centro della tua volontà. Ci sono episodi così in tutta la Bibbia, e sapete perché ci sono episodi così in tutta la Bibbia? Perché, come ho detto prima, tutti i grandi uomini di Dio oggi sono ricordati perché hanno deciso di fare parte di questa storia. Hanno deciso di essere al centro della volontà di Dio. Ma per essere al centro, per vivere la volontà di Dio, non è così facile. Non è così facile. Vivere la volontà di Dio comporta spesso rinunce, comporta spesso sacrifici. Fare parte di questa storia comporta sacrifici. E ho citato 4 esempi, potevo citarne molti altri, ma prendiamo l'esempio di Abramo. Che cos'è che Dio ha chiesto ad Abramo? Abramo, esci dal tuo paese. Abramo, esci dalla casa di tuo padre, esci dalla tua parentela, abbandona la tua famiglia se vuoi fare la mia volontà. Abbandona quello a cui sei legato se vuoi fare la mia volontà. A Giosuè, immaginatevi la situazione di Giosuè. Giosuè era il leader, era capo del popolo di Israele. Non era re, ma è come se fosse stato un re per il popolo di Israele. E quando Giosuè ha detto quelle parole per vivere il centro della volontà di Dio, ha detto: ragazzi, a tutto il popolo, fate quello che volete. Se non volete seguire Dio, andate, fate quello che volete. Io seguirò Dio, voi fate quello che volete. In quel momento Giosuè stava dicendo: se volete, rifiutatemi come capo. Io sono disposto a lasciare la mia leadership. Io sono disposto a lasciare la mia posizione. Io sono disposto a lasciare il potere che ho avuto su di voi fino adesso per fare la volontà di Dio, per essere al centro della sua volontà, per vivere questa storia.
Essere al centro della volontà di Dio comporta sacrificio. A volte il sacrificio è lasciare qualcosa che ci è caro, a volte il sacrificio è rinunciare a una posizione che noi abbiamo. Giona per fare la volontà di Dio è dovuto andare contro la sua volontà. Lui non voleva che quella città fosse salvata. Giona desiderava che fosse distrutta, rasa al suolo, e per fare la volontà di Dio è andato contro la sua stessa volontà. E Gesù, per fare la volontà di Dio, ha dovuto donare la sua vita. È facile fare la volontà di Dio? È facile? Non è facile fare la volontà di Dio. Tutto nella cultura del regno dei cieli, tutto ha un prezzo. Il cielo stesso, il regno dei cieli ha un prezzo. Ma quanto costa il regno dei cieli? Il regno dei cieli è di grazia. Di grazia vuol dire è gratis. Sì, è gratis. Ci sono delle cose da sottolineare. Se volete avere una spiegazione più corretta di come entrare nel regno dei cieli, c'è la live del culto della settimana scorsa. Andate a riguardarvi la predica della settimana scorsa che si parla di questo. Oggi non voglio riprendere questo argomento. Ma Gesù racconta una parabola una volta. Il regno dei cieli è simile a un uomo che trova un tesoro che è nascosto in un campo. E allora che cosa fa questo uomo? Va, vende tutto quello che ha per comprare il campo in cui c'è il tesoro. Il regno dei cieli era il tesoro. E che cosa ha fatto l'uomo? Ha venduto tutto quello che aveva. Quanto costa il regno dei cieli? Tutto quello che noi abbiamo. Tutto quello che noi abbiamo. E allo stesso modo fare la volontà di Dio ha un prezzo. Gesù ha detto: vuoi seguirmi? Seguirmi non è così facile. Anche lì Gesù racconta delle parabole, dice qual è l'uomo che se deve costruire una casa, prima non fa i conti di quanto spenderà per costruirla, perché non avvenga che finché la costruisce non ha abbastanza soldi per finirla. Gesù ci sta dicendo: vuoi seguirmi? Abbi saggezza in quello che stai facendo, perché seguirmi ha un costo. E veramente tu riuscirai a seguirmi fino alla fine? No, seguire Gesù, fare la sua volontà, essere al centro della sua volontà ha un costo. E abbiamo visto questi uomini di Dio, ognuno di loro ha dovuto pagare un prezzo per seguire Gesù. Ha dovuto rinunciare a qualcosa, ha dovuto sacrificare qualcosa per essere al centro della volontà di Dio, per vivere questa storia. E fratelli, sorelle, per noi non è diverso. Se tu pensi che nella vita cristiana sia tutto guadagno, non è così. Certo, il guadagno è infinitamente superiore a quanto noi dobbiamo rinunciare. È infinitamente superiore. Ma nonostante questo, ci sono cose a cui noi dobbiamo rinunciare. Ci sono rinunce quotidiane che noi dobbiamo fare. Ci sono sacrifici che noi dobbiamo fare. Nelle nostre abitudini, nel nostro modo di vivere, nei piaceri che noi un giorno avevamo e che alcuni di essi non possiamo continuare ad avere, se veramente vogliamo fare la volontà di Dio, se veramente vogliamo fare parte di questa storia. Ma è anche vero che se noi diciamo: sì Dio, io voglio fare parte di questa storia, io voglio essere al centro della tua volontà, le cose che possono avvenire sono cose meravigliose. Che cos'è successo quando Abramo, ad esempio, ha deciso di dire: sì Dio, io lascio la mia parentela, lascio la mia casa, seguo te, voglio fare parte di questa storia? Dio ha benedetto attraverso di lui tutta la discendenza fino a noi. Da lui è nato Gesù Cristo, colui che ci benedice fino ad oggi. Quindi il fare la volontà di Abramo è stato fonte di benedizione per generazioni e generazioni. Che cos'è successo quando Giosuè ha dato quell'ultimatum al suo popolo? Ha detto: fate quello che volete, ma io e la mia casa serviremo al Signore. Tutto il popolo di Israele si è arreso al Signore, si è arreso a Yahweh e ha detto: noi non seguiremo più quegli dei, noi da oggi adoreremo soltanto Dio.
Che cos'è successo quando Giona ha detto non voglio fare questa cosa qua, però va bene, Dio, voglio essere parte di questa storia, voglio essere al centro della tua volontà. Giona va a Ninive, converte, predica, converte tutta la città. La città di Ninive, pensate, è una conversione così grande che nella Bibbia c'è scritto che anche gli animali cominciarono ad adorare Dio in quella città. Pensate che conversione gigantesca, no? Non soltanto gli uomini, anche gli animali iniziarono ad adorare Dio. Pensate quello che ha portato quando Giona è diventato parte della storia, si è messo al centro della volontà di Dio, quello che ha potuto fare. È quello che ha fatto Gesù quando si è messo al centro della volontà di Dio. Il suo sacrificio ha portato vita e vita eterna a tutti quanti noi. Ci ha permesso oggi di godere del regno dei cieli. Cosa succede quando noi ci mettiamo a disposizione di Dio? Quando noi ci mettiamo al centro della sua volontà? Sì, è vero, mettersi al centro della sua volontà comporta sacrifici, comporta rinunce, ma guardate quali cose grandiose possono avvenire quando noi iniziamo a muoverci come Dio vuole che noi ci muoviamo. È per questo motivo che Gesù ci dice: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Perché queste cose che hanno fatto questi grandi uomini, quindi che ho citato ad esempio Abramo, Giosuè, Giona, Gesù, quanto di quello che loro hanno fatto gliene è venuto a loro? Quanto di quello che loro hanno fatto ha influenzato le loro vite? No, quello che loro hanno fatto ha influenzato le vite di chi? Degli altri, delle persone intorno a loro. E per questo Gesù ci dice: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Perché? Perché quello che voi fate influenza gli altri. Siete il sale della terra, non siete il sale di voi stessi, perché quello che fate influenza gli altri. Siete la luce del mondo, perché quello che voi fate illumina gli altri. Quando Gesù dichiara che noi siamo la luce del mondo, fa un esempio molto bello, dice: una città posta sopra il monte non può rimanere nascosta. Io ho capito questa parola di Gesù pochi anni fa, perché prima io pensavo sempre che Gesù stesse intendendo così: una città posta sopra il monte non può rimanere nascosta, no? Come una lamentela, non dovrebbe rimanere nascosta. Ma Gesù non sta dicendo quello. Ho capito questo quando 2 o 3 anni fa siamo andati a Parigi, no? Perché eravamo vicino alla Torre Eiffel la sera, e a un certo punto la Torre Eiffel si è illuminata. È uno spettacolo bellissimo vedere la Torre Eiffel illuminata di notte a Parigi, no? E noi ci allontanavamo dalla Torre Eiffel, ma per quanto ci allontanavamo, noi continuavamo a vedere la luce della Torre Eiffel. Era qualcosa di meraviglioso, e in quel momento, finché guardavo la Torre Eiffel da tanto lontano, illuminata, che illuminava tutto quanto intorno a sé, ho capito quello che Gesù stava dicendo. Gesù non sta dicendo una città posta sopra il monte non dovrebbe rimanere nascosta. No, sta dicendo una città posta sopra il monte non può rimanere nascosta. È impossibile che rimanga nascosta. Non c'è possibilità che sia nascosta, perché tutti la vedranno. È una luce per il mondo. Tutti quanti da qua giù, guardando un monte, vediamo se una città è illuminata sopra il monte. E questo è quello che noi come cristiani siamo. Questo è quello che noi, se facciamo parte di questa storia, se siamo al centro della volontà di Dio, siamo persone che non rimangono nascoste. Non che non dovremmo, che non rimangono nascoste. Se noi stiamo vivendo al centro della volontà di Dio, è impossibile che noi rimaniamo nascosti, e la nostra luce per forza influenzerà, contagerà le persone che ci vedranno. Amen. Amen. Questo era un momento per dire amen. Tu sei una persona che non devi rimanere nascosta, e chi mette gli occhi su di te sarà contagiato, sarà influenzato da quello che tu traspari, dalla tua luce. Ma stiamo parlando di essere al centro della volontà di Dio, ma in che modo vivere la volontà di Dio? O anche, solo più semplicemente, in che modo conoscere la volontà di Dio?
nelle ultime 2-3 settimane abbiamo posto enfasi, no, nelle prediche sull'essere figli di Dio. No, abbiamo parlato dei cristiani figli, se vi ricordate, e abbiamo detto chi sono i figli di Dio. Ma lo ripetiamo, Giovanni, capitolo 1, versetto 12-13, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli c'è che credono nel suo nome. Primo prerequisito per essere figli di Dio, credere nel nome di Gesù. Ma c'è un secondo prerequisito, i quali non sono nati né da sangue, né da carne, né da volontà di uomo, ma che sono nati da Dio. Essere nati da Dio è il secondo fondamentale prerequisito per essere figli di Dio, no? Un figlio è generato da chi lo partorisce. Noi nati da Dio siamo figli di Dio. Che cosa vuol dire essere nati da Dio? Gesù lo spiega 2 capitoli dopo, in Giovanni al capitolo 3, parlando con Nicodemo. Gli dice: vuoi nascere di nuovo? Vuoi nascere da Dio? Allora devi nascere da acqua e da spirito. Chi è nato da acqua e da spirito è figlio di Dio. E una volta che noi siamo nati di spirito, la nostra vita cambia. E in Romani capitolo 8 ci spiega in che modo la nostra vita cambia, dicendoci: quelli che sono della carne pensano alle cose della carne, sono inclinati verso le cose della carne, ma quelli che sono nati dallo Spirito, quelli che sono dello Spirito, pensano alle cose dello Spirito. La carne brama morte, ma lo Spirito brama vita e pace. Okay? Perché cosa c'entra questo con fare la volontà di Dio, no? Cosa c'entra questo, tutto questo preambolo dell'essere nati dallo Spirito? Che? Perché c'è un modo molto semplice per capire qual è la volontà di Dio. E in questi tanti anni, no, di credente ho sentito tantissime volte dire Dio mi ha detto questo, Dio mi ha detto quello, Dio mi ha detto quest'altro, Dio mi ha detto anche un'altra cosa. Cioè, Dio sta parlando più in questi ultimi 10 anni quantomeno di quanto parlava al tempo di Isaia, perché sento così tante volte Dio parlare secondo le persone, no? E non sto dicendo che Dio non parli, Dio parla, Dio conferma, Dio parla attraverso sogni, visioni, conferma nei nostri cuori, no? Ma è veramente sempre Dio che parla? Ma siamo sicuri che è veramente sempre Lui? C'è un modo per capire se è veramente Dio che parla, anzi ce ne sono 2 quantomeno. Il primo modo è: interroga le scritture. Secondo la Bibbia Dio direbbe questo oppure no? Ma un altro modo per capire se veramente è Lui che parla, se veramente è la sua voce, se veramente è la sua volontà, è quello di seguire che cosa lo Spirito farebbe. Il salmista Davide nel Salmo 143, versetto 10, ci insegna come fare la volontà di Dio. E ci dice così: Dio, insegnami a fare la tua volontà, poiché tu sei il mio Dio e il tuo spirito benevolo mi guidi in terra piana. Vuoi sapere come fare la volontà di Dio? È il suo spirito che ti condurrà a farla. È il suo spirito che ti insegnerà come fare la sua volontà. In che modo lo Spirito di Dio ci insegna a fare la sua volontà? Abbiamo detto prima, i pensieri dello Spirito, che quali sono? Cos'è che brama lo Spirito? Lo Spirito brama vita e pace. Allora tu pensa, quella voce ad esempio che hai sentito di Dio è una voce che ti conduce a fare vita oppure no? È una voce che ti porta a portare vita oppure no? La tua azione che vuoi compiere, il tuo pensiero che ti è venuto, lasciamo stare la voce di Dio, ma quello che noi facciamo oggi, quello che noi abbiamo in mente di fare domani è qualcosa che porterà vita intorno a noi oppure no? Essere al centro della volontà di Dio significa portare vita intorno a noi. Abramo ha detto sì, io mi metto a disposizione, voglio fare parte di questa storia. Ha portato vita a generazioni e generazioni per mezzo di quella benedizione che è scesa su tutti noi attraverso la promessa che Dio gli aveva fatto. Giosuè ha fatto quella scelta di dire sì, voglio fare parte di questa storia, io e la mia famiglia serviremo a Dio.
E che cosa è successo? Ha portato vita a un popolo intero che si è arreso a Dio, a Yahweh. Giona ha detto sì, voglio fare parte di questa storia, ha portato vita a un'intera città di peccatori. Gesù ha detto sì, io voglio fare la tua volontà, e ha portato vita eterna a me e a te. Ciò che brama lo spirito è vita. Allora che cos'è che tu hai il desiderio di fare? Che cos'è che ti senti sospinto a fare? Vita oppure no? Quello che Dio ci chiede da fare fin dal principio. C'è un passo che a me piace tantissimo in Genesi, quando Dio chiede a Noè di fare l'arca, no? Per salvare l'umanità, vi ricordate? Sull'arca ci sale Noè con la sua famiglia, e poi Dio chiede a Noè: Noè, porta sull'arca con te una coppia di esseri viventi, di creature viventi, per salvarle. Una coppia di è bello perché in questo passo Dio non parla di animali. In qualsiasi versione tu potrai... C'è il versetto anche? No, non c'è. C'è un versetto di Genesi 6,19. Grazie. Di tutto ciò che vive, di ogni essere vivente, fanno entrare nell'arca 2 di ogni specie. Puoi prendere qualsiasi versione tu abbia della Bibbia, a parte la versione a mensagem, che quella è una versione particolare, lì non so cosa c'è scritto, ma puoi prendere a riferimento qualsiasi versione della Bibbia che tu hai. In questo versetto non si parla di animali, si parla di una coppia di esseri viventi, ovvero Noè, porta con te vita, porta con te vita. Quello che noi dobbiamo portare come figli di Dio intorno a noi per fare parte di questa storia, per essere al centro della sua volontà, è vita. Noi finiamo il culto solitamente, almeno se finisco io il culto, con quella che è chiamata benedizione apostolica, no? La troviamo in 2 Corinzi 13:13. La benedizione apostolica dice così, che l'amore di Dio Padre, no? Spero che ve la ricordate, la citiamo quasi alla fine di tutti i culti, che l'amore di Dio Padre sia con tutti quanti noi, no? È facile capire questo, l'amore di Dio, questo amore grande, inimmaginabile, perfetto, sia con tutti noi, facile. Che la grazia di Gesù Cristo sia con tutti quanti noi, è facile capire, quella grazia che Gesù ha versato su di noi deve essere con noi, è facile da capire. Ma poi c'è la terza parte di questa benedizione apostolica che dice: e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Che cosa significa la comunione dello Spirito Santo? E non sta parlando della comunione con lo Spirito Santo. E anche qua potete prendere qualsiasi versione della Bibbia, italiano, brasiliano, spagnolo, criolo, no? Qualsiasi versione che vi venga in mente, troverete la comunione dello Spirito Santo, non con lo Spirito Santo. Se fosse comunione con lo Spirito Santo, significa che dobbiamo avere comunione con lo Spirito Santo. Va bene, è bello, è giusto avere comunione con lo Spirito Santo, sì, ma non è questo che la benedizione ci dice. Ci dice dello Spirito Santo. Questa parola comunione significa partecipazione, ovvero sta dicendo la partecipazione dello Spirito Santo sia con voi. Significa che lo Spirito Santo deve essere partecipe nella nostra vita. Lo Spirito Santo deve essere partecipe nelle nostre decisioni. Lo Spirito Santo deve essere partecipe quando noi camminiamo, quando noi prendiamo una scelta, quando noi decidiamo di fare questo, quello. Perché? Perché se lo Spirito Santo è partecipe, quello che noi faremo sarà della volontà di Dio. Perché è lo Spirito che ci guida a fare la sua volontà, come abbiamo letto nel Salmo 143. È lo Spirito che ci guida. Se lo Spirito è partecipe nelle nostre decisioni, se Lui guida le nostre decisioni, se Lui sceglie al posto nostro, noi faremo la volontà di Dio, e facendo la volontà di Dio noi porteremo vita intorno a noi. E è questo quello che Gesù vuole dai Suoi figli, che noi portiamo vita intorno a noi, che noi possiamo essere luce di questo mondo, una città che non può rimanere nascosta. Amen. Ti chiedo di alzarti in piedi. Stiamo per terminare.
Stai facendo parte di questa storia. Sei al centro della volontà di Dio. Ti stai facendo guidare dallo Spirito in ogni tua scelta. Stai portando vita intorno a te. O le tue azioni, la tua testimonianza, le tue scelte stanno portando morte. In che modo noi possiamo fare questo? Ci sono infiniti modi. Ognuno di noi ha una chiamata unica, meravigliosa. Stavo parlando con un fratello l'altro giorno. Stavano dicendo che ho sentito tante volte, no? In questi 16 anni che vengo in chiesa, una delle profezie che più sento dire, una profezia biblica, no? Che viene rivolta alle persone, e spesso sentiamo dire su di noi la profezia che Dio rivolse, la parola che Dio rivolse a Geremia, no? Io ti ho conosciuto fino dal ventre di tua madre e ti farò profeta sulle nazioni, no? Bisogna avere un po' di discernimento quando noi leggiamo la parola, perché ci sono parole della Bibbia che hanno una interpretazione generale. Ad esempio il fatto che Dio ci conosca fino dal ventre di nostra madre, questo è generale. Dio conosce tutti quanti, non è che conosceva solo Geremia, conosce tutti quanti noi. Ma non tutti noi abbiamo la chiamata di profeta sulle nazioni. Geremia ce l'aveva. Ci sono persone che hanno altri tipi di chiamate, ci sono persone che saranno grandi o che sono grandi pastori, persone che sono grandi evangelisti, ci sono grandi apostoli, ci sono maestri della parola, ci sono persone ricordate per la loro compassione per le anime, per il loro servire, per il loro diaconato. Ci sono tanti modi di compiere il nostro ministero, la nostra chiamata, di essere questa fonte di vita intorno a noi. Quello che conta veramente è fare la volontà di Dio, indipendentemente dal modo in cui noi la faremo. Parlando con un fratello un po' di tempo fa, mi stava dicendo così: pastore, io, sapete la parabola dei talenti, no? Un signore prende 3 servi, ad uno dà 5 talenti, ad un altro ne dà 2, a uno ne dà soltanto 1. E lui va a fare un viaggio, dopo questo signore ritorna e quello con 5 talenti li ha fatti fruttare, ne ha fatti altri 5. E il Signore gli dice: bravo, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Poi va da quell'altro che aveva dato 2 talenti, e anche quello dei 2 l'aveva fatti fruttare, ne aveva 4 adesso. E il padrone, il Signore, gli dice: bravo, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Infine va dal servo a cui aveva dato un solo talento, e questo servo che cosa aveva fatto? Aveva fatto una buca sottoterra e aveva sotterrato il suo talento, la sua moneta che il Signore gli aveva dato. A questo servo il Signore gli dice: vai via, vai là dove c'è pianto e stridor di denti, non ti voglio più vedere. E un fratello tempo fa è venuto da me e mi ha detto: pastore, io mi sento come quel servo da un talento. Dio mi ha dato qualcosa, non perché abbia un talento, ma perché Dio mi ha dato qualcosa. Ma di questo qualcosa io l'ho preso e l'ho messo sottoterra e l'ho coperto, è lì sotterrato. E era vero, sapete? E io gli ho detto a questo fratello, ho detto: è vero, tu hai fatto proprio questa scelta, tu hai sotterrato quello che Dio ti ha dato. Però la parabola ci dice che il Signore verrà a chiederci prestazione di quello che Lui ci ha dato soltanto quando tornerà. E c'è ancora tempo per sotterrare questo talento e metterlo a disposizione del nostro Signore, farlo fruttificare, farlo investire. Questa parola non è soltanto per quel fratello che un giorno mi ha cercato, questa parola è per tutti quanti coloro che forse oggi non sono parte di questa storia, che forse oggi non si sentono al centro della volontà di Dio, che forse oggi si rendono conto che Dio gli ha dato sì qualcosa, ma l'hanno sotterrato e l'hanno lasciato lì a morire. Però voglio darvi una buona notizia:
buona, più o meno, perché vorremmo che Gesù fosse già qua in mezzo a noi. Ma Gesù non è ancora tornato. Gesù non è ancora venuto a rapire la sua Chiesa. E finché Lui non tornerà c'è tempo di tirare fuori questo talento. E nessuno sa se Lui tornerà tra 10 minuti, domani, tra 20 anni. Nessuno lo sa. Ma i segni dei tempi ci danno la certezza che il suo ritorno è molto maturo, che presto Lui tornerà, e quando tornerà chiederà conto di quello che ci ha dato. E io voglio fare una preghiera per terminare questo culto. Io credo nella nuova storia che Dio ha per noi, una storia di cui noi possiamo fare parte a partire dal momento che ci mettiamo al centro della sua volontà. E abbiamo visto, fare la sua volontà non è facile, comporta rinunce, ma quello che porta intorno a noi è qualcosa di meraviglioso, vita e pace. È anche vero che fare la sua volontà porterà per noi un giorno una ricompensa infinita, la vita eterna. E ripeto, forse oggi qua ci sono persone che sono al centro della volontà di Dio, e gloria a Dio per le vostre vite. Siete quei servi dai 5 talenti, dai 2 talenti, siete quei servi che stanno investendo e dando il loro meglio nel regno di Dio. Siete parte di questa storia al centro della sua volontà, e quello che state portando intorno a voi è già vita e pace. Ma forse oggi qua ci sono anche quelle persone che hanno preso il talento e da troppo tempo lo hanno sotterrato. E tu sei libero di fare quello che vuoi. Io non voglio obbligare né far sentire costretto nessuno. Ma adesso la Lode canterà una canzone, e se durante questa canzone tu senti nel tuo cuore di aver seppellito il tuo talento, di non stare facendo quello che dovresti per Dio, voglio invitarti a venire qua davanti per pregare per te. E se non te la senti di venire qua davanti, non c'è nessun problema. Se te la senti soltanto di alzare la tua mano, un leader della Chiesa verrà a pregare per te. E se non te la senti neanche di fare questo, voglio invitarti quantomeno a chiudere i tuoi occhi e cominciare a conversare con il Padre. Io credo che venire qua fuori o alzare la propria mano non sia un qualcosa di cui magari ci dobbiamo vantare, o sono andato fuori, o vergognare allo stesso modo. Credo che uscire qua davanti sia però un passo molto forte che noi diamo agli occhi di Dio, perché noi stiamo mettendo davanti la vergogna, stiamo togliendo da noi la vergogna, stiamo togliendo da noi la paura, e stiamo dicendo: Dio, io voglio veramente riconciliarmi con te, io voglio veramente donarmi completamente a te. Ma se non te la senti, ripeto, non c'è problema. Se vuoi puoi alzare la tua mano o semplicemente chiudere i tuoi occhi e pregare a Dio affinché tu possa ritornare ad essere quel servo che non nasconde il suo talento, ma che dà il meglio per il Signore Gesù, mettendosi al centro della sua volontà e facendo parte di questa grande storia. Amen. Lodiamo insieme. Io credo nel Dio dell'impossibile. Io credo che puoi fare ogni cosa. Io non vivrò per ciò che vedo. Posso andare oltre col tuo potere. Cadono le mura, porte si aprono. Io posso andare oltre l'impossibile. Non c'è limite, io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce. Non temo
voce calma il mare, toglie la paura in me, vittorioso nella battaglia. Non temerò il male perché sei sempre con me. Non temo le onde della tempesta, tua voce calma il mare, toglie la paura in me, vittorioso nella battaglia. Non temerò il male perché sei sempre con me. Sempre con me. Dono le mura, porte si aprono, io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite, io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce. Non temo le onde della tempesta, tua voce calma il mare, della battaglia. Non temerò il male, non temo le onde, non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, e toglie tutta la paura che c'è in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò nessun male perché sei sempre con me. Sempre porte si aprono, io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite, io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce. Non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare e toglie la paura in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male. Non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male, sei sempre con me. Non temo le onde della tempesta, la tua voce calma tutto.
basta, la tua voce calma. Vittorioso nella battaglia non temerò mai. Se noi preghiamo questa sera Gesù, noi preghiamo Gesù per un tempo nuovo na vita di ogni fratello, Gesù. Ogni fratello che è venuto qua davanti, Gesù. Il Signore conosce la sua storia. Il Signore conosce ogni persona, Signore. Il Signore conosce i desideri dei loro cuori. Il Signore conosce i loro talenti. Il Signore conosce il proposito che ha per ognuno di loro. Il Signore conosce le promesse che ha versato sulla loro vita. Il Signore li conosce, Gesù, molto più di quello che noi conosciamo, molto più di quello che noi immaginiamo, Gesù. E quindi questa sera, Signore, noi decretiamo un nuovo inizio, Gesù, qualcosa di straordinario, qualcosa di sorprendente, Gesù, che i loro talenti vengono a essere sotterrati questa sera, che loro possono prendere in mano quello che il Signore ha messo davanti a loro e cominciare a camminare davanti alla tua presenza, e cominciare a camminare con te, e cominciare a obbedire la tua voce, e cominciare ad andare incontro a ciò che il Signore ha preparato per loro, Gesù. Noi dichiariamo, Signore, persone che porteranno vita in questa nazione. Noi dichiariamo persone che portano vita, Signore, nelle loro città. Noi dichiariamo, Signore, persone che porteranno vita nella loro famiglia. Noi dichiariamo persone, Signore, che saranno in una città posta sul monte. Noi dichiariamo, Signore, persone che brilleranno alla tua presenza. Noi dichiariamo, Signore, una nuova storia scritta nelle tue mani, Gesù, perché il Signore non li ha dimenticati. Il Signore ha ancora qualcosa di straordinario per fare tramite la tua vita, la tua vita. Il Signore ha qualcosa di sorprendente. Il Signore ha qualcosa, Signore, di meraviglioso. Il Signore ha qualcosa, Signore, di profetico, Gesù, per fare camminare la bocca, Gesù. Noi dichiariamo questo, Gesù. Noi dichiariamo questo, Gesù. Che ogni cosa, Gesù, che può bloccare, Signore, il tuo agire, Gesù. Noi dichiariamo che ogni cosa che può bloccare il tuo agire, ogni catena, ogni prigione, Gesù, ogni cosa mentale, ogni cosa che mi vincola adesso, Gesù. Il Signore ha una nuova storia per fare nella vita loro, Gesù. Il Signore ha una nuova storia, un nuovo inizio, Gesù. E noi profetizziamo questo, Gesù, che loro usciranno da qua portando con sé la forza necessaria per vincere, Signore, i combattimenti che loro hanno, Gesù. Noi dichiariamo, Gesù, dichiariamo questo, Gesù, nel nome di 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 Gesù. Tu puoi cantare, rompi ogni catena, Gesù, rompi ogni catena, Gesù, rompi ogni catena e togli ogni laccio, Signore, che mi ha preso fino adesso, Gesù, che io possa volare nella sua presenza, che io possa avere libertà di vivere ciò che il Signore ha disegnato per me. Mentre ti adoro, spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, faccio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro, spesso ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, faccio ogni ferita, porti guarigione,
fai parte di questa storia, è tempo di dare nuova vita a quello che Dio ha messo nelle nostre mani, entrare al centro della sua volontà e cominciare anche noi a scrivere, a essere partecipi della storia, del piano, del progetto che Dio ha per questo tempo. Che noi possiamo essere una chiesa che fa parte di questa storia, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Applaudiamo il nostro Signore. Stiamo per terminare il nostro adorarti di questa sera. Non perdete i nostri incontri degli in casa di mercoledì. Se non fai parte di un in casa, cerca i leader che avete visto prima, sono tutti qua in chiesa. Andate magari a chiedere, a informarvi se non li conoscete. Questo mercoledì porteremo in ogni in casa un'applicazione pratica su quello che è stato predicato questa sera, affinché questa parola possa continuare a vivere nei nostri cuori e che noi possiamo veramente giorno dopo giorno fare parte della storia che Dio ha per ognuno di noi. Amen. Prima di finire dobbiamo festeggiare i nostri compleanni della settimana. Chi ha compiuto gli anni in questa settimana? Anna. Qualcun altro che ha compiuto gli anni, non abbiate vergogna. Nessun altro che ha compiuto gli anni, solo l'anno, da domenica fino ad oggi. Ci sarebbe Vini, vero? Basta, nessun altro. Aumir? Anniversari di matrimonio? Va bene, dai. Preghiamo per Anna allora. Potete stendere le vostre mani verso di lei così da benedire la sua vita. Signore Gesù, in questo momento ti preghiamo per tua figlia, Signore, per Anna, al quale hai concesso di vivere un altro anno, e ti chiediamo che possa essere un anno pieno di gioia, pieno della tua allegria, pieno di salute, di ogni migliore benedizione che tu hai preparato per lei, ma soprattutto ti chiediamo che la tua presenza possa accompagnarla ogni giorno di questo nuovo anno. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora possiamo desiderare questa stessa benedizione sulle nostre vite. Dopo vi ricordo ci sarà qualcosa da mangiare lì fuori, quindi non scappate via, mangiamo qualcosa insieme, viviamo un po' di questo nostro essere uni in Cristo. Ma possiamo... Grazie, grande. Giovani e adolescenti maschi in sala pastorale tra 3 minuti, per piacere, tutti quanti. Qualcos'altro che ho dimenticato? No? Amen. Potete fare così con le vostre mani per rendere questo momento più spirituale.
chiedendo che la gioia del nostro Signore Gesù possa riempire la vita, la casa, la famiglia di tutti quanti noi, che la sua allegria possa essere sempre presente nei nostri giorni. Chiediamo che la sua benedizione, che la sua pace, che la sua salute riempiano le nostre famiglie e chiediamo che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione, la partecipazione dello Spirito Santo che guida ogni nostra scelta, ogni nostra giornata, possano essere con tutta la Chiesa, e tutta la Chiesa come uno in Cristo può dire Amen.